Allora, il fatto che abbia deciso di, diciamo, trasferirmi definitivamente a Dubai è stata una scelta che ho preso in considerazione durante la pandemia e ero non stufo di vivere in Italia, amo il mio paese, ma volevo sperimentare un qualcosa di diverso, quindi volevo espandermi a 360 gradi e a settembre del 2020 ho deciso di fare questo primo viaggio di ricognizione nella città di Dubai che mi è piaciuta subito eh, ed è una città che mi ha dato e mi sta continuando a dare delle ottime, buone sensazioni. Ho cambiato la mia vita a 360 gradi, mi sono espanso non solo a livello di business ma anche come persona e inizialmente è stato, tra virgolette, un po' difficile il cambiamento dall'Italia, ecco, in una città così dinamica come Dubai, ma se faccio mente locale ora e mi guardo indietro a quello che, tra virgolette, è successo in questi 4 anni, sono molto soddisfatto di me stesso. Allora, i fattori pro sicuramente sono dati dal fatto che è una città molto dinamica, si ha la possibilità di conoscere tantissime persone, quindi il networking è fondamentale in qualsiasi settore, quindi il networking mi ha permesso di farmi conoscere non solo come persona ma anche a livello di brand e quindi a implementare ed aumentare sensibilmente quello che è il mio business. I fattori tra virgolette contro, magari non per quanto mi riguarda, ma in generale Dubai non è più una città dove ci si può improvvisare, è una città dove secondo me può ospitare solo professionisti e se una persona è un neofita non credo Dubai sia la città perfetta per questa tipologia di persone, quindi è una città che sì ti può dare delle grandi soddisfazioni, ma bisogna essere molto preparati perché la competitività è davvero molto alta. Un consiglio che vorresti dare a una persona che come te si vuole trasferire a Dubai e magari in particolare volesse cimentarsi nel settore del personal training? Beh, il consiglio che posso dare è quello che ho fatto io. Fate almeno un viaggio di ricognizione, quindi cercate di capire se effettivamente la città vi piace, se è una città che può permettervi di migliorare le vostre competenze e quindi di migliorare anche quello che è il vostro business. È quello che ho fatto io, quindi ho fatto circa 6 mesi di viaggio tra l'Italia e gli Emirati Arabi prima di capire e di decidere effettivamente un trasferimento al 360 gradi. Quindi ecco, questo è il consiglio che vi posso dare.